Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al Meteo. Stop all'anticiclone africano. A spazzare via definitivamente la calura opprimente sarà una perturbazione che con l'ingresso di aria fresca causerà anche qualche disturbo. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto giovedì 7 luglio si svilupperà una diffusa instabilità atmosferica. Questo significa, in altre parole, che ci attendiamo alcune precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Inizialmente sui rilievi e sulle zone limitrofe, con il passare delle ore non si escludono delle piogge un po' su tutta la nostra regione. Temperature, come detto, in lieve diminuzione, minime tra 16 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, situazione variabile anche qui con sole al mattino, a seguire qualche precipitazione un po' dappertutto. Temperature minime sui 15-21 gradi, massime intorno ai 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite alternate ad annuvolamenti, con possibilità anche in questo caso di qualche rovescio, specie verso il pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.